In una partita a sasso carta forbici, chi vince? Il più astuto? O si invalia della sorte? E se invece si tratta di una partita reale, di una battaglia, di una guerra, chi è che vince? Il più inarrestabile. E cosa accade a chi retrocede? E se ciò che avviene non avesse le stesse conseguenze di una partita di sasso carta forbici? Se questa volta l'esito non portasse nulla di buono, non più uno schiaffo sulla guancia per aver perso, se ci fosse di mezzo la vita, si correrebbe ancora il rischio. Sasso carta forbice.